Ponte Petrusa e tanto altro. Il Genio Civile di Agrigento è al lavoro per il riscatto sociale del territorio agrigentino, come sottolinea il capo dell'ufficio Rino Lamendola. Intanto è stato approvato il progetto esecutivo per il Ponte Petrusa. Per il capo del Genio Civile da oggi possono essere avviati i lavori per il nuovo ponte dopo le opere di approntamento del cantiere. Dal mio insediamento, dice Lamendola, ho riservato priorità assoluta allo snellimento delle procedure per il rilascio delle autorizzazioni di competenza dell'ufficio con l'approvazione di progetti importanti. Siamo già in contatto con i tecnici dell'ANAS, aggiunge, per affrontare concretamente anche il tema del ponte Morandi. Per il Genio Civile di Agrigento un altro progetto a cui tiene è quello dello studio degli ipogei che attraversano il sottosuolo del centro storico della città dei Templi. Attenzione anche per quanto riguarda le emergenze idrogeologiche. Il capo del Genio Civile parla anche della riapertura della cattedrale di Agrigento e del necessario monitoraggio che riguarda la collina. Insomma, con il ritorno di Rino Lamendola alla guida dell'ufficio agrigentino si intravedono già i primi segnali che aiutano a sperare per il futuro.